chiamo Marcello, sarò il moderatore di questa presentazione del libro di Barbara Audisio, l'autrice, qui accanto a me, di Saffo abita di fronte a me. È un romanzo, questa è la cosa importante da dire. Poi se uno vuole andare a mettere i puntini sulle i, perché noi siamo sempre abituati a catalogare qualsiasi cosa, no, in compartimenti standard, e quindi abbiamo bisogno sempre di incanalare qualche cosa in qualche cos'altro. E allora possiamo dire che è un romanzo d'amore, ma a mio avviso questa sarebbe semplicemente una riduzione eccessiva, perché in realtà Saffo abita di fronte a me parla di tante altre cose, molto più importanti, molto più ampie. È un romanzo, sebbene ripreso con una lente di ingrandimento, questo mi ha colpito, perché ci sono tante situazioni del quotidiano che sono, immaginatevi un film riprese con una telecamera da vicino, quindi è come se ci fossero tanti primi piani, sono tanti dettagli che si vanno a vedere attraverso queste immagini, e allo stesso istante è di ampio respiro, non ha mai niente di claustrofobico, non ha mai niente di asfissiante o di asfittico. La storia è importante, è una storia pregna di tanti sentimenti e di emozioni, ed è questa la cosa importante. Parliamoci chiaro, le storie dei film, stringi sono tutte uguali. Lui ama lei ama l'altro, ma l'altro ama quell'altro ancora, no? Stringi, il nucleo, alla fine che andiamo a vedere, sono tutti uguali. Però ci sono dei capolavori straordinari e delle cose invece che uno si dimentica o che neanche finisce di vedere. Che cos'è che rende il prodotto alla fine un'opera d'arte o qualcosa addirittura di bello? È il modo in cui è strutturato il film, e lì dipende dalla sceneggiatura e dal regista, oltre che dagli attori. Il lavoro di Barbara Audisio è esattamente questo, è la storia di queste due donne, perché è di un amore lesbico che stiamo parlando, di un amore saffico, estremamente forte, è un amore che si trascina e si vive da 8 anni. Sono due donne adulte, due donne libere professioniste. Asia è un architetto ben avviata, e poi c'è la sua compagna che ha una riperia, che in questo momento mi dimentico il nome perché mi viene Daphne, ma non è. No, è Fabiana. È Fabiana, detta anche Phoebe, Sì. all'interno del romanzo. Per vedere chi sei di queste quattro. No, sono un po' tutte quattro. Non avevo dubbi. Sono un po' tutte quattro. Sono un po' tutte quattro, in realtà poi ci sono dei lati di me in tutte loro. Chi amo di più, io voglio tantissimo bene ovviamente a Fabiana, che è la parte più ingenua di me, la parte più convinta anche della coppia, perché Fabiana è marmorea, cioè lei la sua coppia non gliela toccare, è veramente stoica in questa cosa, ed è anche quella che poi alla fine si scoprirà a raccontarsi un po' delle fiabe, però insomma ci sta nel suo personaggio. E poi quando ho costruito Daphne come persona, come personalità, ci ho messo dentro tutto quello che mi piaceva delle donne, quindi la follia, il mancato raziocinio, il fare le cose di pancia, d'amore, perché le donne si dedicano alle loro passioni veramente in maniera folle, e quindi ci ho buttato dentro tutto quello che era, per cui in realtà Daphne è il personaggio che poi tutte mi ritornano a essere più bello, okay? Di cui ci si innamora di più. Io ho tantissimo amore anche verso Asia in realtà, perché Asia, per quanto poi sia quella, lavoro, faccio un figlio, è un lavoro anche quello, perché lei lo prende come un lavoro e va avanti, lei è abituata a creare, fare, e in realtà poi è una persona con un movimento interno grandissimo e che si è persa nei pezzi di se stessa.